Stefano, torni in Sicilia per cimentarti in una cosa un po' diversa dal solito. Sì, non è la prima volta, già negli anni scorsi ho avuto la fortuna di partecipare a queste manifestazioni. Sapete benissimo quanto sono legato alla Sicilia, quindi quando c'è stata la chiamata non ci ho pensato due volte. Tra l'altro un anno particolare per te, sei anche diventato presidente di una società dopo aver anche giocato da attaccante, insomma le stai provando tutte. Sì, diciamo che fino a 43 anni mi sono divertito e adesso ho iniziato a lavorare per capire bene cosa devo fare da grande. Ora ho iniziato questa nuova avventura con il Chieri, che è una società dilettantistica che gioca in Serie D nel girone A. E a settembre partirà la mia scuola portieri e quindi tante cose, tante idee, sperando di mettere a disposizione la mia esperienza, ma soprattutto di tirar su dei giovani ragazzi sempre con gli occhi della tigre. Tra l'altro al Chieri tu sei il presidente, tuo papà fa l'allenatore, come procedono le cose? È strano un po' per te, no? O anche per tuo papà? Sì, è strano, però poi dopo ognuno è giusto che pensi al proprio ruolo, ecco, quindi è stata una scelta ponderata, anche un investimento importante, un investimento di famiglia, quindi era giusto che mio papà facesse l'allenatore, fa questo da più di 40 anni, quindi speriamo di non avere davanti a noi un campionato burrascoso, perché sennò poi diventerebbe complicato riuscire a discutere con l'allenatore. Siamo in Sicilia, siamo a pochi chilometri da Palermo. Palermo oggi si raduna per la nuova stagione in Serie B, dove lo avevamo lasciato con la vecchia proprietà. Hai seguito la squadra l'anno scorso, stai seguendo un po' anche di calciomercato? Ho seguito la squadra, no, di calciomercato sinceramente no, devo fare il mio di mercato, quindi sono più concentrato sulla mia di squadra, però è chiaro che Palermo ha fatto una grandissima cosa l'anno scorso, forse in pochi ci puntavano, in pochi ci scommettevano sulla vittoria del campionato, quindi bisogna fargli i complimenti. Adesso è quasi arrivata nella piazza e nella categoria che merita. C'è ancora un piccolo gradino da fare, un piccolo grande gradino da fare, però io penso già che la gente possa essere contenta che nel giro di 3 anni si è passati dall'inferno a essere in Serie B, quindi complimenti a Mirri e complimenti a tutta la società. Tra l'altro c'è stato un cambio di proprietà in questi giorni. Se sposi la linea di Soriano, ovvero sia quella di mantenere i piedi di piombo, o magari sogni che, approfittando anche magari di un pizzico di fortuna, il Palermo possa tornare in A al più presto? Beh, l'augurio è quello là, quindi io penso, come ho detto prima, che una piazza come Palermo debba stare in Serie A e nella parte sinistra della classifica, però è chiaro che bisogna fare un passo alla volta. C'è stato questo cambio di società, chi è arrivato adesso deve anche conoscere la piazza, conoscere un po' le esigenze e la tipologia di una piazza così importante come Palermo. È chiaro che hanno la fortuna già di avere un pubblico meraviglioso, un pubblico che riempirà lo stadio, quindi sono già un passo in avanti, però è chiaro che la speranza e l'augurio è che il Palermo possa tra 12 mesi iniziare la preparazione in un campionato diverso. Ultimo appunto, tu prima anche di tuffarti in questa avventura da presidente hai seguito tra gli altri anche Alberto Pelagotti, lo hai sentito dopo che c'è stata la decisione di non proseguire il rapporto col Palermo? Sì, l'ho visto anche la settimana scorsa, quindi non cambia nulla, ora sta cercando una sistemazione, ha dato tanto al Palermo, 3 anni, ha fatto più di 100 presenze, quindi è sempre stato un professionista esemplare, ha dato tanto, come Palermo ha dato tanto a lui, però è chiaro che poi i matrimoni si fanno in 2 e in questo momento il Palermo ha puntato su altri.